Salve a tutti ed eccoci alla nuova puntata di Soundtrack City, che è un po' la prosecuzione di quella che è stata la puntata di domenica scorsa, dedicata al Mercurio d'Argento. Anche questa volta parleremo del Mercurio d'Argento e ne parleremo con Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco, questa volta sono ospite, credo. Questa giusto? volta sono ospite, quindi ti tratterò proprio con le dovute cautele del caso. Allora, perché sei ospite? Perché nella puntata scorsa abbiamo parlato del Mercurio d'Argento in termini generali e poi abbiamo presentato le interviste degli ospiti di quest'anno, Nicola Tescari, Vito Loré, Lorenzo Tomio, che è Lorenzo Tomio, anche che in il realtà è direttore, il direttore creativo del festival, che è il direttore insieme a creativo del Stefano De festival. Martino, che è il creatore del festival. Perfetto, ma mancava l'appello, un altro workshop secondo me importantissimo, e non lo dico perché l'hai fatto tu, ma perché è veramente molto sfizioso, ovvero sia un workshop basato sì su Morricone, e fino a lì quanti ne hanno fatti, ma però la particolarità è che è il Morricone meno noto, cioè i temi e i lavori e le produzioni meno note di Morricone, ma non per questo meno importanti. Ci spieghi un attimo brevemente questo concetto, questo taglio che hai voluto dare? Quando mi è stata fatta la richiesta da Lorenzo Tomio di curare, ovviamente, data la recente scomparsa del Walter Premio Oscar Ennio Morricone, mi ha detto però trattiamo Morricone da un altro punto di vista. Ho detto guarda, io è anni che ritengo che si parli tanto del sodalizio con Sergio Leone, di quello con Giuseppe Tornatore, di Mission, di tante altre colonne sonore molto molto note, ma sempre riferite a questi due connubi storici importantissimi nella settima e nell'ottava arte, ma non si parla del Morricone che ha scritto 600 colonne sonore e di quelle meno note ma altrettanto fondamentali, che poi hanno portato allo stile, alla cifra stilistica che tutti quanti ben riconosciamo attraverso anche una semplicissima nota, un accenno. Quindi mi sono focalizzato sulla policromia, sul multicolore timbrico e armonico del Morricone, sia melodico che anche un po' dissonante, atonale, che poi ha scritto colonne sonore per diversissimi generi uno dall'altro. Lui ha spaziato veramente in tutte le tipologie di generi cinematici e anche televisivi, quindi dall'avventura al poliziesco, al thriller, all'horror. Non dimentichiamoci la trilogia degli animali di Dario Argento, ma anche poi soprattutto drammi sentimentali, film grotteschi, film politici, western comici e chi più ne ha più ne mette. Film avventurosi, ha scritto tantissimi temi epici e ne ho fatti ascoltare tanti in questo workshop, tra l'altro durato 2 ore e 30, poi alla fine sono stati quasi 3 ore, perché poi il pubblico numeroso, partecipe, attento. Una cosa che voglio sottolineare, che ho fatto e che faccio da anni nei miei corsi o nei miei incontri sulla musica applicata alle immagini, è quello di indurre il pubblico, gli ospiti presenti a questi seminari, workshop o come li vogliamo chiamare, conferenze, di ascoltare la musica ad occhi chiusi, perché purtroppo oggi si è perso, e questa è una nota dolente, la capacità di ascoltare veramente la musica. Quindi io cerco di convincere chi viene a sentirmi, e quasi li chiamo ascoltando al buio, perché il buio da che cosa proviene? Dal fatto che chiudono gli occhi, si immergono nel totale buio e quindi a quel punto hanno le orecchie ben protese per ascoltare quello che io gli propino. E questa proposta più delle volte viene accettata con grande straniamento, ma con grande soddisfazione successiva, perché poi capiscono veramente qual è il valore di ascoltare un brano, come faceva mio padre con me quando ero piccolo. Ci mettavamo nel salone di casa, sul divano, mio padre spegneva le luci, faceva partire il giradischi e mi diceva ascolta attentamente quel brano così ne capisci veramente l'essenza. Ed è quello che ho voluto fare in questo workshop, l'essenza morriconiana policroma. Ed è quello, peraltro, io parlo spesso del concetto di ascolto visualizzato, che è un po' la caratteristica dell'ascoltatore contemporaneo, cioè ormai siamo spesso abituati a ascoltare una musica accompagnata da un'immagine, che sia un videoclip, che sia un film. Dovremmo essere gli ultimi a parlare di questo, perché il nostro programma si parla di musica applicata, però invece soprattutto
nell'ambito di tutta la teoria morriconiana, soprattutto quella legata ad esempio alla musica assoluta di cui parlava spessissimo, il concetto di tornare invece a un ascolto puramente musicale non può fare che bene ai nostri sensi, al nostro senso principalmente. Senti, io sono curioso mi ha incuriosito molto questa citazione di Morricone che è presente nel press kit del tuo workshop, che vado a leggere. Questo è appunto una È stato il dichiarazione. mio punto di partenza. Quella frase lì mi ha convinto a seguire la strada giusta che avevo già ipotizzato. E allora ce ne parlerai. Allora, questa è una dichiarazione, una citazione di Ennio Morricone a proposito dell'oggettività della musica. Il bello assoluto in musica non esiste, come d'altronde non esiste nelle altre arti. Ci sono però delle regole precise in base alle quali una composizione si può definire oggettivamente bella. L'equilibrio della forma, la ricerca nelle sonorità, la varietà dei timbri, gli equilibri interni. Oggi queste cose devono variare in ogni composizione, mentre in passato ci si poteva basare su una forma storicizzata. Oggi il compositore deve cioè cercare l'equilibrio in una forma che lui stesso crea dal nulla. È da tutto ciò che è lecito che oggi ci può arrivare la bellezza, ma una composizione ben scritta risulterà bella anche all'esecuzione. Dunque è la scrittura ciò che può dare un risultato di bellezza riconoscibile universalmente, indipendentemente dal condividerne o meno la sostanza. Dici un po' perché da qui sei partito, Massimo? Perché in realtà sono partito da lì perché Morricone dice sempre che, l'ha detto sempre, che lui pensava prima di tutto che la composizione vivesse anche al di fuori dell'immagine e sempre anche il rapporto con la musica assoluta, la musica pura, la musica colta, come vogliamo chiamare, possiamo darle diverse definizioni, però effettivamente la grandezza della genialità morriconiana sta nel fatto che moltissime delle sue opere, anche per film misconosciuti, film che magari hanno avuto una fortuna pari allo zero al cinema e magari sono stati scoperti successivamente, sono diventati dei cult o forse rimasti troppo di nicchia e quindi conosciuti dai cultori, dagli appassionati incalliti della filmografia morriconiana, era quella di far vivere la musica ancor prima che sull'immagine fuori da essa. E devo essere sincero che buona parte di tutta la composizione cinematica morriconiana effettivamente ha questa caratteristica, ci riesce a vivere e a dare tanti altri stimoli anche se poi non si conosce il film, non si è mai visto quella serie TV, non si è mai visto quell'immagine e comunque magari uno si crea a sua volta ascoltandola una sua immagine, una sua motivazione visiva. E allora partendo da questa essenza dell'oggettività musicale ho incominciato a studiare e ad analizzare nella immensità, nella sterminata filmografia di questo grandissimo titano della musica per immagini e non solo, cosa potessi fare ascoltare a chi veniva alla conferenza. E ho scelto una quarantina di pezzi. Alcuni l'ho fatti ascoltare, altri no, perché poi li ho anche commentati con aneddoti. Io per fortuna ho conosciuto Morricone più di un'occasione e ho fatto anche con lui una serata in omaggio alle sue varie nomination agli Oscar, con tanti aneddoti, tanti racconti che abbiamo già ampiamente citato nelle nostre puntate passate. E quindi è stato difficile, però mi piaceva far capire come, con che facilità, con che studi profondi alle spalle, studi colti, Morricone passasse da una cosa altamente grottesca al limite del pacchiano, come una volta disse Sergio Miceli, per riferimento a una sua composizione, con critiche da parte di Morricone, però effettivamente motivata in maniera edotta, giusta, perché si sfiorava il pacchiano, il grottesco, anche quando questo non era minimamente contemplato registicamente o visivamente, e poi si passava a qualcosa di più empirico, di più lirico, di più profondamente astratto. E veramente c'è da scoprire un mondo. E tra l'altro mi ha ispirato anche questo cofanetto che vi faccio vedere. Perché mi ha ispirato questo cofanetto della GDM con la bellezza di 15 CD? Perché guardate bene che cosa c'è. I colori. Vedete i colori?
Non sono buttati lì a caso, i colori è perché i colori orchestrali compositivi di Morricone sono stati sempre il suo punto focale. I colori rappresentano l'essenza compositiva del maestro Morricone, e tramite questo qua, che poi rappresenta, che parte dal cinema attraverso la televisione e poi va agli arrangiamenti delle canzoni, anche arrangiamenti di pezzi famosi di altri compositori e canzoni celebri anche scritte appositamente per il cinema e per la televisione, mi sono detto, caspita, veramente c'è una ricchezza, una preponderanza di motivi, di leitmotiv, di semplici incisi, anche di idee che poi partono in un modo e si sviluppano in un altro, che si può scoprire veramente un mondo e non ci si può focalizzare solo su quello che è noto a chi magari lo conosce semplicemente attraverso i concerti o attraverso i film più citati, ampiamente descritti, ampiamente raccontati, ma che si perde tantissima altra roba. Tra l'altro, in una delle serate del festival io ho presentato il film che poi veniva proiettato in uno schermo sulla spiaggia in riva al mare, e ho scelto di far vedere L'Orca Assassina, non perché il pubblico fosse sulla spiaggia. Ma sei un assassino te, cioè, gli volevi proprio farle tremare di paura, Ha paura, tra l'altro paura, capito? Paura, Morricone, allora, paura. Sono ricco senti, di... No, sì. però ho scelto L'Orca Assassina perché è un film meno noto, è una parafrasi visiva e quasi musicale di 2 anni prima del film famosissimo di Spielberg, Lo Squalo, prodotto da Dino De Laurentiis con Richard Harris, ma in realtà all'interno contiene un'elegia funebre che poi diventa epica rivalsa da parte di quest'orca, che non è il male è l'uomo, come sempre, d'altronde in molti casi, nei film monster, e Morricone scrisse questa elegia funebre bellissima, che è un commento con la voce dell'orso, questi archi, questi fiati che incominciano a crescere sempre di più, quando poi c'è questa esplosione di bellezza e di epica rivalsa. Questo all'interno del film L'Orca Assassina. L'Orca Assassina. Senti, io ti volevo, così magari diamo una struttura a questo nostro discorso. Mi sembra, io ho qui davanti l'elenco dei film a cui tu ti sei riferito e le relative colonne sonore. Mi sembra che si parte dal 1967 con un film di un certo Giuliano Montaldo, per dire, caspita, che si intitola Ad ogni costo. Poi sì. Diabolic, La vita a volte è molto duro, Vero Provvidenza, qui si va sul western, passando appunto da Diabolic, poi Fatti di gente per bene, che è un dramma di Mauro Bolognini, e poi appunto il citato Orca Assassina, che è un horror. Cioè già i primi 6 film vanno ognuno in direzione diversa. Molti citano sempre Tornatore e Leone, ma ricordiamoci che il più grande sodalizio che ha avuto nella sua carriera Morricone è stato quello con Mauro Bolognini, con cui ha fatto 15 film, scusate, e addirittura Giuliano Montaldo, per il quale ha scritto un film, la colonna sonora di un film che io amo tantissimo, per il quale ha vinto il Davide di Donatello, che è Gli occhiali d'oro con Philippe Noiret, e ha fatto 12 film con Montaldo, quindi c'è sodalizi incredibili che hanno portato anzi, proprio con Montaldo e con Bolognini, secondo me, Morricone, me ne perdoni Tornatore e anche Leone, ma ha realizzato i temi romantico, drammaturgicamente intimisti più belli della sua carriera. Cioè, Fatti di gente per bene è uno di questi, come anche L'Assoluto Naturale, Mosca Dio, e poi Montaldo, per l'appunto, Gli occhiali d'oro e tanti altri. Peraltro mi è capitato di vedere ultimamente il documentario dedicato a Montaldo, dove lui stesso fa vedere evidentemente una immagine di repertorio, o addirittura, forse perché era ancora vivo in quel momento, Morricone, un loro incontro dove rievocano appunto i lavori fatti insieme, e dove si vede che c'è una certa voglio dire familiarità tra i due. Confermata dal numero di film che tu mi dici che hanno girato insieme. No, caspita, ma io, guarda, lo dico sempre, si dimentica troppo spesso
il Morricone di alcuni sodalizi che sono stati fondamentali nella sua carriera, perché veramente Bolognini e Montaldo hanno realizzato con lui film straordinari, vorrei dire anche, se non, Sacco e Vanzetti, non è che la butto lì giusto per... Ecco, non è che è proprio appunto. un titolo così, che però se ci pensi veramente ha scritto delle cose anche fuori di testa. Io ho fatto ascoltare un pezzo che è tratto da una miniserie tedesca, si chiama Via Mala, e tutti quanti sono rimasti scioccati perché un pezzo è un crescendo ritmico per ottoni e archi, ma soprattutto per ottoni, per fiati, che è una roba da rimanere completamente fuori di testa. Tu senti questo pezzo, è un pezzo action, un frenetico e incredibilmente estenuante, che commenta che cosa? Una macchina col protagonista che procede, ma sembra che ci sono inseguimenti alla James Bond e tu dici ma come ti ispiravi Morricone per fare una roba del genere? Veramente cioè, era quasi inconcepibile, però Se- quando si diceva che la musica dava forza a qualcosa che magari l'immagine non aveva. sì, e dovrebbe essere anche così adesso. Io vado avanti su altri film che vedo in questa tua lista. Uno è One, Two, Two, Rue de Provence del 78, che è un dramma. Poi vedo Così come sei di Alberto Lattuada, Il vizietto, commedia degli anni Eh, 70, Il Le bandito, Cojo Folie, il Edouard bandito degli Molinaro, occhi azzurri, Bianco, rosso e verdone, perché Morricone ha lavorato appunto anche con Carlo Verdone. i primi La due film di Carlo cosa, Verdone, è La la cosa di cosa Carpenter. di Carpenter, Sara, La chiave di Tinto Brass, questo non me lo ricordavo proprio che avesse Ah, fatto tra lui le l'altro musiche. per la chiave di Tinto Brass ha fatto vedere una sequenza del funerale Mm, dove Morricone scrive un pezzo, una marcia militare anti-mussoliniana, antifascista per eccellenza, un pezzo di una ricchezza orchestrale sinfonica paurosa per una sequenza di montaggio di scene erotiche e di questo funerale. Tu dici, ma come ti veniva anche lì? Per un erotico alla Tinto Brass scrivere un pezzo del genere. Infatti La chiave è uno degli erotici musicalmente più belli scritti da Morricone per Brass, l'altro è Senso 45. mm. Beh, tutto questo mi rimanda alla capacità di rischiare, di mettersi in gioco, di trovare altre soluzioni che non siano quelle più facili e più consone, No, no, ma per nulla. onore anche a Tinto Brass che gliele faceva fare, che gli dava questa libertà, almeno da Da quanto questo vedo. punto di vista Brass è stato sempre molto, molto avanti. Infatti le musiche Mm, dei suoi film o era Ortolano, era Pino Donaggio, era Morricone, comunque mm. sceglieva sempre numeri uno della musica per immagini. Tra l'altro Ah, tu hai citato Il bandito degli occhi azzurri, è un film con Franco Nero, un poliziesco, ma ha una colonna sonora tutta jazz, ma jazz che sembra vedi? quasi improvvisato, ma è, è completamente fuori di testa. Allora, Con io nomi del calibro, aspetta, di chi erano? Aspetta che suonava Enrico Pierannunzi, quindi noi stiamo parlando di gente proprio giusto lì buttata per caso, Enrico Pierannunzi, Riccardo Del Fra e Roberto Gatto, quindi figurati che musicisti aveva. sì, 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 no, ripeto, ecco, ne abbiamo tante volte parlato del fatto che il jazz non è molto utilizzato attualmente, anche se ci sono delle splendide eccezioni. Quindi vedere che una volta, 20 anni fa, invece poteva essere una chiave appunto di lettura di una colonna sonora, insomma, fa pensare. Io proseguo su questo perché vedo dei titoli che, meno male che sono titoli minori. Allora vedo Oltre la chiave, Il tesoro delle quattro corone, Via Male, Iado, e poi un filmino così che si chiama The Intouchables, cioè Gli intoccabili di Brian De Palma. Eh, e lì, Eh, lì l'ho scelto, vabbè, è un film notissimo, ha ricevuto anche la nomination all'Oscar, ha vinto tra l'altro il Nastro d'Argento, il Grammy, però l'ho scelto perché ho fatto della sequenza della famosa carica alla John Ford, alla western, alla John Wayne, grande citazione di Brian De Palma, degli intoccabili che vanno a sgominare diciamo, lo spaccio di alcolici alla frontiera col Canada, quindi da una parte arrivano i gendarmi canadesi alla carica, proprio come i film western, nordisti, sudisti, uno contro l'altro o nordisti contro
gli indiani, e poi dall'altra parte gli intoccabili che prendono da tutti e due i lati i mafiosi. E questa scena incredibile che se tu la studi visivamente, montaggio, ha alcune pecche, ma Mm. viene nobilitata da questo tema epico, che tra l'altro era uno dei temi che a Morricone non piaceva. L'aveva proprio scartato lui, sia lui che la moglie, e Mm. invece l'aveva proprio cestinato. Poi quando non ne poteva più, perché De Palma gli chiedeva di continuo: voglio un tema epico, eroico, voglio qualcosa proprio alla grandeur sinfonica della vecchia Hollywood, riprese questo pezzo di carta straccia buttato lì, questo spartito, e glielo mandò. E disse, allora ti va bene questo? Era l'11° tema che gli mandava, ed era il primo che aveva scelto in realtà Morricone da mandargli. Poi non gli piacque, ha detto vabbè, Maria, a te piace? No, buttiamolo. Invece era quello lì, ed è quello che poi gli ha dato anche la nomination all'Oscar. Quindi figurati i casi, I le casi, giravolte della quelli, vita. i casi, quelli che comunque ne è pieno la storia delle colonne sonore. Io proseguo e vedo dopo Gli occhiali di oro di cui ha già parlato, vedo Un viaggio nel terrore di Achille Lauro, e vedo qui che il pezzo audio che tu fai sentire durante il workshop è Come Sail Away, cantato da Amy Stewart, il che mi fa pensare anche un'altra cosa. Cioè, Morricone ha scritto anche numerose canzoni. Io ad esempio ricordo quella che Sì, cantava Dulce Pontes in Sostiene Pereira, Pereira. che qui manca invece nella tua lista. Lo so, però dovevo fare delle scelte Certo, accurate, e purtroppo, chiaro, sai, chiaro, cioè, per ecco, fare workshop su Morricone poco noto ci vorrebbero tre capirai. settimane divise però una ogni anno, quindi No, era semplicemente per ricordare che anche queste frecce al suo arco a Morricone, cioè la ha capacità di scritto le fare. canzoni per tutti: Mm. Marielle Mathieu, Milva, Mina, Dulce Pontes, Amy Stewart, Lara Fabian, cioè ne ha scritte veramente per Questa, tutti. questa, sai Massimo, la dovremmo fare una puntata sulle canzoni morriconiane, perché anche questo credo sia molto, molto, molto sfizioso. E Senti, poi le vado avanti. riarrangiava, non Sì, erano e le come versioni e come le originali. arrangiava, e come le arrangiava. Senti, vado agli ultimi quattro. Cacciatore di navi di Folco Quilici, Il principe nel deserto di Duccio Tessari, Accada quel che accada, che è un film di guerra del 2015, e poi vedo un film del 94 che mi viene in mente che quando abbiamo intervistato ultimamente Pasquale Catalano, lo indicava, sto parlando di una pura formalità, lo indicava come la sua quasi colonna sonora preferita di Vero, Morricone, verissimo. per la raffinatezza, per la complessità, eccetera, eccetera. Ci parli un po' di questa colonna sonora? Allora, l'ho scelta per due motivi. Vabbè, non volevo parlare di Tornatore, di Leone, e in parte l'ho fatto, però questa colonna sonora non potevo prescinderne, perché intanto sono legato sentimentalmente, perché quando feci degli incontri alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, i sodalizi tra compositori e registi, il primo incontro che feci, per fortuna, fu Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore. E quando Morricone mi chiese che film ha scelto Privitera per il nostro sodalizio, non mi dicano Cinema Paradiso, li faccio, maestro, veramente non c'ho, anche se è il mio film del cuore, perché è siciliano, perché ho vissuto l'esperienza di quel personaggio del film, tale e quale tra l'altro, no, ho scelto una pura formalità, perché secondo me è il vostro capolavoro, sia Mm. dal punto di vista registico e di scrittura che da un punto di vista musicale. Lui ne fu talmente contento, mi sorrise e mi disse: posso entrare in sala, perché il film era ancora, si veniva proiettato, e poi alla fine del film si entrava in sala e si faceva la discussione con il regista e compositore davanti al pubblico, tutto gratuito ovviamente. E mi disse: mi fa entrare in sala che voglio vedere i titoli di coda? Faccio: va bene, maestro, allora me lo porta a braccetto, ci mettiamo in silenzio al buio a vedere i titoli. Lui si mette quasi, ma proprio commosso, mi disse: ora possiamo uscire, mi ha fatto un grande regalo. E Mm. poi abbiamo parlato di questo tema che ho fatto sentire nel workshop, che è A Perdifiato, per un tema scritto per violino, sovrainciso, un pezzo interpretato da, ora non voglio dire una cavolata, credo da Franco Tamponi, se non mi ricordo male, ma credo di sì. Ed è un pezzo veramente a perdifiato, cioè perché sono i titoli di testa del film, dove Gerard Depardieu corre Mm. convulsamente
ansimando sotto la pioggia, al buio, una roba veramente delirante, con questo pezzo che è al cardiopalma ed è straordinario. Infatti la gente è rimasta così perché non se lo ricordava nessuno, che inizi con un pezzo atonale, completamente fuori da ogni schema classico. L'unico leitmotiv di questo film l'ha scritto il figlio Andrea, che poi viene cantato da Gerard Depardieu nei titoli di coda, siamo a ricordare, è una canzone. Quindi tutta la musica del film è completamente dissonante e atonale, perché è un film sulla psicologia, sul capire se ha valore più la vita o più la morte. Chi non ha capito. visto il film Di che anno è questo film? Ricordiamolo, del dunque. 94. 94. È un thriller con un colpo di scena finale da rimanerci veramente da rimanere allibiti. E per questo l'ho scelto più che altro. Allora, senti, io spero che chi ci ha ascoltato fino adesso gli abbiamo fatto venire la voglia di andare a vedere questi film meno conosciuti di Morricone, nel senso di colonna sonora, ma anche di andare a vedere i film, perché sono tutti, voglio dire, dei monumenti del cinema, gran parte di questi titoli che hai scelto. Senti, Tra l'altro volevo fare, scusami, prima di farti chiudere, volevo fare 2 ringraziamenti. La frase che tu hai letto splendidamente all'inizio di questo nostro incontro, voglio ringraziare Claudio Cimpanelli perché me l'ha girata a lui, che non conoscevo questa affermazione di Morricone, e grazie a lui ho avuto poi l'idea di come impostare il workshop. Poi volevo ringraziare, prima di farvi vedere questo cofanetto meraviglioso della Universal, volevo ringraziare Lorenzo Tomeo per avermi dato questa opportunità di parlare di Morricone in questo frangente e così, in questa modalità, e poi farvi vedere questo cofanetto che è uscito poco prima del lockdown, di tutta la situazione Covid, che è Ennio Morricone. E sono 18 CD, ci sono colonne sonore integrali notissime, western e tornatore, ma ci sono anche delle chicche assurde, tra cui, giustamente, come dicevi poco fa tu, il Morricone cantato. Ma il Morricone è cantato non solo da Morricone stesso arrangiato e rieseguito, ma anche cantato da altri, dal figlio di Clint Eastwood, da Cale Eastwood, da Pat Metheny. Ci sono dei pezzi, delle canzoni incredibili che reinterpretano dei temi anche noti, ma in maniera veramente da rimanere a bocca aperta, non te l'aspetti. Guarda, io ogni volta che mi trovo a parlare con te di musica e via dicendo, sento proprio la mancanza della musica, che ricordo a tutti, noi non possiamo fare ascoltare perché sennò ci mutano per questioni di diritti, eccetera, eccetera. Allora, io invece volevo lasciarvi con una bella notizia per quanto riguarda il nostro programma. Dalla prossima domenica iniziano invece di nuovo le interviste ai compositori, ai musicisti. È un po' sulla linea di questo incontro che abbiamo fatto oggi qui parlando con Massimo di Morricone. In qualche modo continueremo a farlo perché chi è il prossimo ospite di domenica? Dai, dillo te Massimo, che mi sembra giusto. Abbiamo l'onore di intervistare Andrea Morricone, parlando non solo del padre, del suo rapporto col padre, di quello che lui ha appreso, perché poi comunque Andrea Morricone è diventato un compositore di musica applicata alle immagini, ma parleremo anche della sua carriera nel mondo della settima arte. Che non è esattamente una carrierina, voglio dire, no. è decisamente rapporti lavorativi con nomi di un certo spicco, non è che esatto, quindi sarà una bellissima occasione per approfondire appunto anche questo. E sarà un contesto diverso rispetto al nostro solito. Sì, ma anche questo ma non fa svegliamo parte. Troppo. Infatti. Allora, quindi io vi ringrazio tutti quanti, prima di tutto Massimo Privitera che ci ha parlato del suo workshop. Grazie, su Marco. Il Morricone meno noto, e noi ci vediamo domenica prossima come da foto Morricone e il buon Privitera, che mi sembra però onestamente con qualche chilo in meno. Accanto a Tornatore quando ero magro, bello e fotomodello. Esatto, pure, guardatelo lì. Allora, noi ci vediamo la prossima domenica con Andrea Morricone. Un saluto a tutti quanti, ciao Massimo, grazie.
Ciao, ciao Marco, grazie a voi, a tutti quanti.